A una settimana dall'assalto al banchetto di Casa Pound, avvenuto in Prato della Valle a Padova, quando durante il mercato settimanale alcuni appartenenti al centro sociale Pedro avevano aggredito gli esponenti del movimento di estrema destra impegnati a raccogliere firme, Casa Pound torna in piazza nello stesso punto e con lo stesso banchetto. Notevole la presenza delle forze dell'ordine, anche per evitare l'eventuale coinvolgimento dei tanti padovani intenti a fare shopping. Non è un banchetto che viene fatto in risposta, ne seguiranno degli altri, sicuramente ha la valenza di dimostrare che chi pensa di utilizzare metodi mafiosi come gli antifascisti qua a Padova non sortisce l'effetto che spera, cioè se quel tentativo è quello di intimidirsi e di comprimere la volontà di esprimere certi concetti, hanno proprio sbagliato parrocchia in questo caso. Casa Pound è di nuovo in piazza. Le indagini della questura hanno portato all'identificazione di 22 persone, mentre la versione del centro Pedro sull'accaduto parla di risposta alle provocazioni. Intanto migliorano le condizioni del 32enne ferito al volto. La persona è in recupero, ha subito un intervento chirurgico, sicuramente ha subito delle lesioni importanti, tanto appunto da richiedere la chirurgia. È in lenta ripresa, quello che è più importante è che il suo morale è alto. Il banchetto è rimasto aperto in piazza fino alle 12:30 senza tensioni, prima che i militanti e le forze dell'ordine lasciassero il presidio.